È il momento di tirare fuori cuore, orgoglio e carattere, perché contro il Vivi Altotevere Sansepolcro, seconda in classifica e ancora imbattuta, ci vorrà la partita perfetta per dimenticare la sconfitta di San Donato e dare un senso a un campionato davvero anonimo. Gorini evita Magrini, cerca lo scambio con Alagia, limite dell'area, Alagia con il destro che fa paura a Benedettini. C'è il Sansepolcro, la Pianese meno. Zuppardo, pallone, calcio di rigore. Giorni ha toccato con un braccio e c'è anche il cartellino giallo per il centrale difensivo del Sansepolcro. L'arbitro Miele ha indicato il dischetto per la Pianese e calcio di rigore al 33esimo minuto. Fallo di mano di Giorni, opportunità grossa come una casa per la Pianese per portarsi in vantaggio. Liborio Zuppardo contro Matteo Vadi dagli 11 metri, grossa responsabilità, la rincorsa, Liborio Zuppardo, la Pianese in vantaggio su calcio di rigore, spiazzato Vadi, pallone da una parte, portiere dall'altra, Pianese 1, Sansepolcro 0, quarto gol in 3 giornate per Liborio Zuppardo. Alagia intanto, il cross direttamente in porta, Benedettini smanaccia in calcio d'angolo. Via Giomarelli, 3 contro 3, contropiede micidiale che potrebbe essere, vediamo un po', Golfo, va dentro Zuppardo per Giomarelli, Giomarelli in area con il sinistro, no, fallisce il 2-0 clamorosamente, non era il suo piede. Ancione si gira, cerca Zuppardo, di tacco per Ancione, una magia, Ancione, che gran gol, che grande azione di Liborio Zuppardo che con il tacco, con i superpoteri ha smarcato Daniele Ancione. La Pianese è sul 2-0 sul Sansepolcro, 2-0, gran gol di Daniele Ancione, grande azione di Liborio Zuppardo. 2-0 per la Pianese sulla seconda in classifica, imbattuta ancora in campionato. Cercato di servire Golfo, viene incontro, eccolo servito l'attaccante, cerca Ancione il pallone di ritorno, arriva in questo momento con il destro, il tacco ancora per Golfo, gioca bene la Pianese, il cross allontana la difesa, palla che rimane lì, Zuppardo, poteva essere il 3-0, non c'era fuori gioco, tutto regolare, che grande occasione ha avuto Zuppardo. Tutto pronto per il secondo tempo di Pianese Sansepolcro. Il Sansepolcro deve rincorrere in svantaggio di 2 reti, subito effettua 2 cambi. Davide Mezzanotti a bordo campo, ci sono 2 giocatori pronti a entrare in campo. Alagia arriva di gran carriera Tavernelli, Alagia stringe verso il centro, prova la conclusione con il sinistro che non trova la porta di Benedettini. 2 uomini in barriera per Benedettini, tutta la Pianese difende. Sul destro di Gorini, direttamente in porta, con i pugni manda fuori oltre la propria porta Elia Benedettini. Golfo arriva prima di Giorni, addormentato su questo pallone. Comunque Guadagni la rimessa laterale. Cartellino giallo per Golfo per proteste. Arriva anche il rosso di Golfo, doppie proteste, doppio cartellino giallo, espulso Golfo. Lancio dentro per Essussi, Gorini carica il destro, palla che fa paura, tanta paura a Benedettini ma che finisce fuori. Il break della Pianese, va via con De Pasquale, scavalca la metà campo, appoggia per Giomarelli, Giomarelli contro Angelucci, vede il posizionamento di Zuppardo, servito a Zuppardo, a tu per tu, con Vadi, il destro! 3-0! Finita la partita, 3-0, Liborio Zuppardo firma la sua doppietta su assist vincente di Giomarelli, azione partita De Pasquale, 3-0, il Sansepolcro preso a pallonate. Va Cappini in zona cross, basso, spazza e poi un rimpallo che stava per favorire Gennari, che stava per trovare il gol quasi a sua insaputa. Pronto cartellino giallo per Giorni che era già ammonito, attenzione, rosso anche per lui. Le proteste di Giorni, cartellino giallo, doppio giallo, Giorni va a farsi la doccia anzitempo, proprio come Golfo. Finisce qui
la caduta degli invincibili. Il Vivi Altotevere Sansepolcro perde l'imbattibilità al Comunale di Piancastagnaio, sconfitta sonora, pesante e fragorosa 3-0 contro la Pianese, che riparte dopo la pesante sconfitta contro il San Donato.